Buongiorno, benvenuti, ben svegliati a 7 in punto. Vi abbiamo mostrato un po' un promo che anticipa il tema di questa trasmissione. Parliamo di cinema, parliamo di ambiente, parliamo di musica, parliamo dell'Euganea Film Festival. D'estate, sapete, sono tante le iniziative di approfondimento culturale e tante anche le proposte dal sapore indipendente, dal sapore un po' fuori dagli schemi che abbiamo anche nel nostro territorio. E per parlare di cinema, ambiente e musica, che sono i tre ingredienti dell'Euganea Film Festival, qui con me questa mattina Giovanni Benini, buongiorno e benvenuto, che è il curatore proprio del programma di questo festival, colui che ha scelto i film, potrei dire? Sì, insieme a un team di una commissione di selezione con la quale si discute tutti i film che arrivano tramite call. Abbiamo una call dove arrivano i film, li selezioniamo e dopo bisogna comunque stendere il programma, quindi chiaramente un lavoro collettivo e che appunto ci mette a confronto con diverse cinematografie. Quindi è lo spazio per delle cinematografie indipendenti? Sì. Ho usato un'analisi corretta? Corretta, indipendenti nella misura in cui sono cinematografie non usuali, nel senso diamo spazio a quei film, a quelle opere che trovano difficoltà nella sala cinematografica, diciamo, classica, e che quindi circuitano in realtà festivaliere come la nostra e quindi cinematografie che ci aprono il mondo, perché abbiamo film veramente da tutto il mondo. E che raggiungono il territorio un po' in tutte le sue declinazioni, perché visto che il tema è interconnesso all'ambiente, le proiezioni si svolgono in ambienti diversi, tra parchi, ville, giardini, nel territorio, insomma, della provincia euganea, che ben si presta, soprattutto nella parte del Parco dei Colli, a queste visioni, spesso anche sotto le stelle? Certo, tutte le proiezioni serali sono open air e il festival nasce con una formula proprio itinerante, l'idea della diffusione capillare della cultura in qualche modo che possa portare avanti dei temi che ci facciano riflettere sulla complessità della nostra società, quindi dall'ambiente al tema della tradizione, della cultura. Un festival sostenibile, però c'è anche un eccesso, secondo me, in questo momento di utilizzo di questa parola, no? Transizione ecologica, sostenibilità, e quando si eccede si rischia di inflazionare anche il valore di un tema. Com'è stato? Qual è stata, insomma, la linea che vi ha guidato nella scelta di questi film che in qualche modo devono attenersi alla connessione ambiente, cinema e musica, ma che non fossero delle proposte scontate? Allora, la cosa è l'autorialità di un film, quindi la ricerca di una poetica che in qualche modo comunque, quindi la forma, l'estetica di un film che porta avanti un contenuto, e questo è il tema, il cuore del festival, che centra il tema delle questioni ambientali, che sono diverse, perché quando parliamo di ambiente comunque vuol dire dal risparmio dell'energia all'innalzamento delle acque, ci sono tantissimi temi che possono essere affrontati non semplificando, ma in qualche modo ponendo delle riflessioni agli spettatori e spettatrici, e quindi è proprio l'elemento di autorialità. E poi è un festival che è molto, c'è nella selezione che dà tantissimo spazio al cinema del reale, quindi alla forma del documentario, e è un festival che comunque ci sono anche opere di animazione, di finzione, però diciamo dove l'elemento della realtà è una forma di ricerca espressiva, quindi lavorare con la realtà nel cinema è un elemento che cerchiamo nei film. Quasi un ritorno alla tradizione, mi verrebbe da pensare, italiana del neorealismo. Perché questa esigenza? Partecipano film ovviamente non solo italiani ma a livello internazionale, certo. Quindi come deve essere connotata questa dimensione realistica?
Allora, il neorealismo è già un'altra cosa, nel senso che partiamo cioè, da una forma, l'Italia era nel pieno boom, quindi c'era qualcosa che piano piano, un progresso che lasciava indietro determinate fette della società, e quindi è nata l'esigenza in quegli anni di raccontare qual era la trasformazione dell'Italia. In un certo senso non dico che siamo in questo periodo perché è meno radicale chiaramente, però comunque il contemporaneo ci pone delle questioni molto importanti, dalla transizione ecologica ma anche l'avvento del digitale, a trasformazioni epocali, no? Siamo, diciamo, in una fase storica delicata, e quindi l'esigenza di in qualche modo di essere ancorati al piano della realtà è una forma estetica anche di provare a interrogarsi su questi temi qui. Il documentario è un genere che è a metà strada tra l'informazione e la narrazione, no? Mai come in questo periodo credo che ci sia una contaminazione tra i generi, perché l'informazione, che sarebbe il mio lavoro, è descrivere la realtà nella maniera più possibile. Ovviamente nessuno di noi può avere l'oggettività assoluta, però si cerca di dare una visione il più realistica possibile mettendo insieme tante angolazioni. Il documentario è un film che racconta la realtà magari con una visione estetica da un punto di vista della tecnica o anche del linguaggio narrativo che emozioni. Ecco, l'informazione emoziona meno, il documentario deve emozionare un pochettino di più. È proprio così, cioè nel senso la centralità diciamo, il tipo di documentario di cinema reale che trattiamo si chiama proprio documentario di narrazione. Quindi è proprio dove l'elemento, il sentimento, l'emotività, il grado di empatia che si prova nei confronti dei personaggi negativi o positivi chiaramente, perché dopo le storie, lo storytelling comunque ci mette anche di fronte a queste scelte qua, no? Con chi proviamo empatia. E quindi c'è questo trasporto, questo immedesimarsi in una realtà, quindi una prospettiva che non è extra-diegetica come può essere l'informazione, no? Un giornalista entra nell'evento, nella realtà, e dopo prova a raccontarlo, quindi nella forma del reportage, con il linguaggio del reportage. Questo invece no, c'è un approccio osservativo e diverso, ecco, e quindi che va a cercare proprio l'emotività, le relazioni che ci nascono all'interno di ogni comunità. Ogni individuo ha una relazione umana, almeno si presuppone, da capire. Questa relazione può essere, appunto, abbiamo per esempio in programma tantissimi film dove la relazione principale è l'uomo e la natura, dove abbiamo tantissimi... Come traspare, perdonami se ti interrompo, questo rapporto? Perché poi anche dalle proposte che vi sono arrivate si può avere uno spaccato, no? Di come ci si emoziona, di come si vivono le emozioni in questo momento. Che cosa emerge attraverso, appunto, i lavori che sono arrivati? Qual è la sensazione più diffusa tra chi fa cinema, ovviamente? Ma guarda, sono arrivati dei lavori e che insomma è nel programma, dopo, perché sono arrivati più di 800 lavori, quindi dopo il programma presentiamo 27 film in tutto, e c'è questo fil rouge che è proprio l'attività di ascolto, dello studio, una dedizione nei confronti dell'ambiente. Abbiamo dei ritratti proprio di biologhe, antropologhe, artisti che si cimentano, che lavorano proprio con la natura, cioè si mettono in quei territori, diciamo, dove marginali, nel senso dove il rapporto uomo-natura emerge in maniera più evidente. Sto pensando a un film che si chiama Geography of Solitude, che è ambientato tutto a Sable Island in Canada, e questa biologa da 20 anni vive da sola in un'isola e fa questa attività di raccolta e di collezione ossessiva di tutto quello che trova in quest'isola, quindi che va dall'osservazione della flora e della fauna, ma anche a tutto quello che arriva sull'isola che non è proprio dell'isola, quindi materiale plastico. Sono per lo più film anche di denuncia, che hanno la voglia di sensibilizzare, che creano, sottolineano con evidenza e con documentazione, perché un conto è farsi carico, no, del problema dell'ambiente con delle manifestazioni di piazza, un conto invece è supportare la preoccupazione di un rapporto compromesso o non compromesso con l'ambiente, con delle immagini che testimoniano
nel caso appunto della biologa che sta sull'isola, sia il rapporto incontaminato alle volte dell'uomo con la natura, ma anche come l'arrivo delle plastiche segnano invece una violenza da parte dell'uomo nel rispetto delle dinamiche della natura. Ci sono film di denuncia, ma non solo, nel senso ci sono anche delle proposte, cioè sono tutte prospettive, dicevo prima, in qualche modo che portano alla riflessione, no? Quindi la riflessione parte chiaramente da una constatazione dei fatti ed è quella che, diciamo, è abbastanza evidente della necessità comunque di trovare soluzioni rispetto a un tema che comunque sta significativamente cambiando intere società, anche il nostro territorio, insomma, parliamo recentemente dei fatti in Emilia, insomma, quindi la crisi climatica è un tema del nostro tempo. Quindi, posto questa affermazione qua, questa evidenza talmente non è che possa dividere, è talmente chiara e lampante che non servono movimenti ecologisti per definirla. Ecco. Esatto, e dopo quindi c'è la denuncia e poi c'è la riflessione a proposte comunque a soluzioni di stili di vita più equilibrati. E anche un messaggio che è importante, che direi trasversale nel programma, che è un messaggio globale, nel senso che comunque le azioni che facciamo devono partire dall'individuo, ma anche devono avere una risposta globale, quindi i messaggi alla politica molto forti. Messaggi alla politica, quindi sicuramente parliamo di un cinema impegnato. Assolutamente. E quanto è importante il ruolo della musica che nelle proposte che avete selezionato e non solo non ha una mera funzione di colonna sonora, ma diventa parte integrante, diventa essa stessa pellicola la musica a tratti è protagonista, no? Perché vedo che ci sono nel programma dei film che sono quasi delle videoclip musicali. Sì, non so se userei videoclip, ma no, ho cercato di dare un'idea. Ma diciamo che la musica crea un sottoprogramma, diciamo, la traccia musicale. Ecco, volevo dire questa cosa, c'è una traccia musicale nel festival che va dall'apertura, e quindi dove facciamo torniamo indietro nel passato, del cinema muto italiano, con omaggio a Lida Borelli. E poi quindi il cinema muto musicato live, e per finire, e questo sto tracciando solo l'apertura e la chiusura di questo percorso, per finire invece con la scena più indie italiana, Marlene Kunz, che comunque hanno significato, quindi Marlene Kunz portano questo documentario dove sono protagonisti e parlano, che si chiama Karma Clima, che portano avanti un esempio di produzione culturale sostenibile. Bella questa faccenda della produzione culturale sostenibile, perché in qualche modo va a indagare le radici profondi della cultura, perché la cultura fondamentalmente è rispetto, quindi quasi un percorso di ritorno all'essenza, no, della cultura, perché cultura può essere anche invasione se non viene, a mio avviso, gestita con il debito registro. Non so se sei d'accordo. No, capisco molto bene, la trovo molto accorta anche come domanda. No, chiaramente la sostenibilità da tutti i punti di vista, no? Cioè, c'è la sostenibilità ambientale, ma c'è anche la sostenibilità economica. Quando parliamo di divari, c'è in tutto, è trasversale questa cosa qui, quindi ci sono chiaramente un documentario che parla della scena indipendente, come abbiamo cosa che fa fatica ad emergere, no? Quindi, e dall'altra parte invece magari ci sono delle realtà che c'è un esubero. Però il pubblico sta scoprendo il filone indipendente, vuoi per magari noia, saturazione di quelle che possono essere le proposte, chiamiamole così, ufficiali, no? Che non si innovano, perché insomma, uno ha voglia anche di cose nuove, e probabilmente anche i 2 anni determinati dalla pandemia sono serviti, no, a fare un pit stop di ripartenza. Il pubblico risponde, il pubblico è interessato a queste proposte, chiamiamole così, alternative, che alternative non sono. Non sono alternative. No, assolutamente, sono essenziali. Sono semplicemente
non so come definire questa cosa, anche l'aggettivo indipendente va bene fino a un certo punto. Sì, però serve perlomeno a far capire, a segnare, segnare no? Perché un bisogna confine, un po' va bene. semplificare. Semplifichiamo Anche se la così. semplificazione non è parte della vita. Il pubblico è intelligente, bisogna dare, cioè nel senso, l'elemento di fiducia, cioè nel senso comunque il pubblico, come tutti noi e tutte noi, credo, cioè, insomma, siamo dotati di pensiero. Però un pubblico che richiede questo tipo di iniziative, cioè che vedo che c'è interesse sempre crescente, Sì, no? sì, c'è un'attenzione appunto al tema della sostenibilità, al tema comunque di una ricerca di proposte alternative, indipendenti, se vogliamo, comunque che di hanno qualcosa che è diverso dal solito, che hanno capacità dal solito noto. Esatto, che hanno capacità di muoversi su più piani trasversali, quindi dicevamo prima dalla musica, il cinema, ma anche i luoghi della cultura, i luoghi della cultura del territorio, la natura, cioè nel senso comunque è una proposta che in qualche modo possa coprire 360 gradi, cioè dopo non è facile, non è difficile, però insomma il tentativo è comunque creare un tipo, uso questa parola, un tipo di cultura olistica, no? Cioè nel senso dove insomma lo spettatore, chi partecipa, il pubblico abbia la sensazione di un percorso, ecco, che non solo la puntata spot di un programma. E deve essere un percorso che tocca anche gli ambiti emozionali, tutte le corde emozionali e che in qualche modo lo spettatore si senta parte integrante di questo percorso? Sì, assolutamente, che è la costruzione poi dopo del programma e quindi anche dopo soprattutto del programma, no? Della della fruizione, in termini di accessibilità, dove il pubblico comunque possa effettivamente beneficiare, cioè nel senso possa essere messo nella condizione di usufruire una proposta culturale, ma come, senza ripetermi, che appunto può parlare diverse lingue. Ecco. Perché è un concorso? Sono due concorsi. Sono due concorsi che appunto, essendo un festival diciamo ha proprio lo scopo di promuovere, cioè nel senso una cinematografia appunto che non ha questa grande visibilità e la premialità diventa un incentivo per produzioni che hanno poca visibilità di essere riconosciute, quindi c'è proprio questa funzione, i festival nascono per questo, proprio per promozione cinematografica. Sono due i concorsi che abbiamo in programma, un concorso internazionale lungometraggi e un concorso internazionale cortometraggi. Quindi ci saranno gli ospiti della giuria, giurati e giurate, che sono professionisti e professioniste del cinema, e quindi ecco. Tra cortometraggio e lungometraggio, no? Il lungometraggio è il film canonico, sempre per andare a approfondire i temi. Il cortometraggio lo dice la parola stessa, è qualcosa di più contenuto, ma a mio avviso in un minor spazio devi comunque fare un lavoro di labor lime maggiore, perché non può essere, deve avere comunque un inizio, una fine, una sorpresa, tutti gli elementi che fanno poi, no, un film. Se non sbaglio sta crescendo, no, l'interesse per i cortometraggi. È vero o non è vero, e soprattutto perché? Non lo so se sia vero o se c'è un interesse, c'è un'industria legata al cortometraggio che chiaramente trova spazio per gli addetti al settore, soprattutto per l'animazione, perché comunque diciamo, i tempi produttivi di fare un'animazione, immaginiamoci frame per frame, arrivare ai 90 minuti solo delle produzioni giganti come Disney, quindi è una questione Pixar, anche di finanze? Chiaramente, cioè nel senso della questione di budget, soprattutto parlo dell'animazione, abbiamo dei formati brevi, dei formati contenuti, però, ed è questo che dicevi che è molto interessante, la sfida del cortometraggio, riuscire a rispettare tutti i canoni, nel senso di quello che è fare una narrazione con il cinema in 15 minuti è una sfida ed è molto bello perché chiaramente rispetto a un lungometraggio insomma, il grado di profondità è diverso, però ci sono dei cortometraggi molto molto incisivi che portano a delle grandissime riflessioni. Sì, perché devono essere molto studiati, perché
proprio perché frame by frame deve dare un valore. E quanto questo può essere condizionato dal fatto che abbiamo una fruizione di qualsiasi prodotto sempre più veloce. Non abbiamo più quel livello di concentrazione che probabilmente non abbiamo mai avuto nemmeno in passato, che affrontavamo film quasi colossal che oggi penso nessuno più avrebbe, magari le vede tipo le serie, no? Allora se è un colossal lo suddividi in puntate. Ma sai che sta diventando di nuovo una moda sfondare, ma ti parlo di grandi produzioni, delle 2 ore, cioè nel senso anche Christopher Nolan, così adesso c'è questo formato delle 2 ore, ritornare appunto per differenziare il discorso della serialità a vivere l'esperienza della sala. La serialità che in qualche modo, quanto la serialità sta condizionando, ma già mi hai risposto che insomma si sta ritornando alla sala con 2 ore, ma la serialità che tipo di impatto ha avuto sul cinema? E poi la serialità è frutto di chi la distribuisce, che in qualche modo comodamente ti permette di appassionarti quasi in maniera dipendente ad una serie, oppure la serialità è specchio dei tempi, non lo so. Sì, io la definirei così, nel senso che trovo uno strumento molto, molto giusto, nel senso per il tipo di società che viviamo, quindi diciamo, c'è una fruizione diretta, spesso riprendiamo un video, e quindi anche il formato della serialità c'è qualcosa che ti accompagna, devo dire che ci sono delle serie veramente scritte bene, nel senso che sono degli ottimi prodotti quelli che vengono dalle serie. No, indubbiamente, infatti sono ormai da qualche anno diventati protagonisti anche dei grandi festival, dalla Mostra del Cinema a Cannes. Certo. E quanto questo viene assecondato dal fatto che ormai non vedi più il film in sala o programmato, ma ne fruisci quando vuoi, direttamente sulle piattaforme. Perché, esattamente. Però lì è proprio dal punto di vista esperienziale, cambia proprio l'esperienza, no? Cioè nel senso il cinema rafforza, in questo senso si sta andando in quella direzione lì, l'esperienza collettiva, cioè nel senso che comunque la sala, per quanto buia sia, è uno spazio condiviso, o banalmente i tempi tecnici, non posso mettere in pausa e ci sono anche quelle cose, ritornare lì, cioè nel senso comunque fruisci il film. Una cosa molto bella delle serialità invece che stanno parlando del cinema, per esempio il fatto della lingua, la possibilità in piattaforma è di vedere in lingua originale, cosa che per esempio il cinema in Italia non fa. E il doppiaggio, che è un elemento tipicamente italiano, ad un operatore del settore, è un vantaggio o uno svantaggio, visto che in qualche modo mi hai lanciato un assist? Guarda, abbiamo una scuola importantissima di doppiaggio in Italia, soprattutto per una persona come me che viene dal documentario, è un po' andare a ammazzare un film, perché chiaramente l'espressione verbale, il colore che dà l'espressività, il verbo comunque è importante, è importante per dipingere le persone, insomma i protagonisti della storia, quindi è assolutamente importante. Io auspico un ritorno, nel senso, non un ritorno, non so se ci sia mai stato in realtà, comunque alla fruizione, quello che dicevo, le serie in qualche modo in lingua. Chiaramente con lingua e con i sottotitoli che sono seguibilissime. Sì, perché effettivamente vedendo un luogo dove i film si vedono in lingua, torno sempre alla mostra del cinema di Venezia. Ma anche noi Leogana Film Festival, tutto lingua originale, sottotitolato, tradotto e sottotitolato. E poi rivedere lo stesso film doppiato, da una parte il doppiaggio può valorizzarlo, dall'altro lo può, come dicevi tu, ammazzare. Quindi è come vedere con il doppiaggio un altro prodotto, a mio avviso, un'altra interpretazione. Sì, che come tutte le interpretazioni sono fatte molto bene, cioè nel senso parliamo comunque, però è una trasposizione, no? Partiamo da una lingua, arriviamo a un'altra e quindi in mezzo c'è comunque un passaggio che chiaramente per fortuna in Italia abbiamo una scuola molto preparata che riesce a interpretare, cioè dopo c'è la questione di fedeltà o meno, però ha un'interpretazione fedele, cioè nel senso a quello che percepisce l'opera cinematografica, e altre
sono discutibili, insomma. Cosa ne pensi del cambio dei titoli? Che è un altro elemento. Il cambio dei titoli è la stessa cosa. Perché non può rimanere un film con il titolo originario? È un'operazione editoriale, è un'operazione di distribuzione, nel senso, e quindi appunto una circuitazione festivaliera, nel senso i titoli non sono tradotti, e anche perché poi anche lì c'è sempre un discorso titolo originale, però se io dico in kazako, un film in kazako, faccio fatica neanche a pronunciarlo, quindi di solito sarebbe un bel esercizio. Si usa di solito il titolo internazionale. Sarebbe un bel esercizio di conoscenza e di acquisizione. È innegabile che insomma, se uno vuole approfondire una lingua, se guarda i film impara moltissimo, no? Sì, no, sono comunque spunti di sonorità diverse, insomma, perché comunque la lingua è una tradizione, è una cultura. È una musica. È una musica e quindi, ecco, però i titoli, per esempio nel festival di solito si usa il titolo internazionale, che nella maggior parte è l'inglese, insomma. Ecco, facciamo una concessione. Facciamo questa concessione di trovare la terra franca. Siamo in chiusura, c'è un elemento poi che caratterizza questo tipo di iniziativa, accesso libero. Accesso libero, assolutamente, e quindi torno all'elemento della diffusione, no? La diffusione, quindi un festival che si sposta nel territorio, e accessibile, quindi è una forma gratuita di ingresso libero, perché insomma l'idea è che la cultura insomma deve essere accessibile alla maggior parte di persone possibile. Di nuovo in finale una domanda ad un esperto del settore, un operatore del settore. Come sta la settima arte, non solo in Italia ma nel mondo? Che periodo sta vivendo? Credo un bel periodo, nel senso che comunque c'è un discorso, diciamo, che se vogliamo dell'industria, forse un appiattimento, nel senso dei linguaggi che si usano, no? Nel senso che in realtà è vero, in realtà no, però guardando i maestri del cinema comunque c'erano delle forme di una poetica che caratterizzava molto ogni autore. Adesso gli autori emergenti c'è un cinema di moda, ma c'è anche chi va contro questa moda, per cui l'accessibilità, anche insomma la tecnologia ha aiutato. Una volta si usava la pellicola. Ci sono ancora maestri del cinema contemporanei? Ci sono. Ecco. Ci sono. Questa è la risposta che mi soddisfa, che mi incoraggia, bello, perché io credo che appunto ogni momento abbia la sua espressione artistica, basta solo alle volte cercarla e non limitarsi a quello che magari vediamo in vetrina, andare un po' sotto a cercare e trovare davvero un fermento che è attivo. Ringrazio Giovanni Benini, curatore del programma di Euganea Film Festival, tutte le informazioni www.euganeafilmfestival.it. Ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina in questa nostra chiacchierata. Grazie, arrivederci.